Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercoledì scorso ho sottolineato il legame profondo tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Oggi vorrei iniziare alcune catechesi sul mistero della Chiesa, mistero che tutti noi viviamo e di cui siamo parte. Lo vorrei fare con espressioni ben presenti dei testi del Concilio Ecumenico Vaticano II. Oggi la prima. La Chiesa come famiglia di Dio. In questi mesi, più di una volta, ho fatto riferimento alla parabola del figlio prodigo, o meglio del padre misericordioso. Il figlio minore lascia la casa del padre, sperpera tutto e decide di tornare perché si rende conto di avere sbagliato, ma non si ritiene più degno di essere figlio e pensa di poter essere riaccolto come servo. Il padre invece gli corre incontro, lo abbraccia, gli restituisce la dignità del figlio e fa festa. Questa parabola, come altre nel Vangelo, indica bene il disegno di Dio sull'umanità. Qual è questo progetto di Dio? È fare di tutti noi un'unica famiglia dei suoi figli, in cui ciascuno lo senta vicino e si senta amato da Lui, come nella parabola evangelica, sente il calore di essere famiglia di Dio. In questo grande disegno trova la sua radice la Chiesa, che non è un'organizzazione nata da un accordo di alcune persone, ma, come ci ha ricordato tante volte il Papa Benedetto XVI, è opera di Dio, nasce proprio da questo disegno di amore che si realizza progressivamente nella storia. La Chiesa nasce dal desiderio di Dio di chiamare tutti gli uomini alla comunione con Lui, alla sua amicizia, anzi a partecipare come suoi figli della sua stessa vita divina. La stessa parola Chiesa, dal greco ecclesia, significa convocazione. Dio ci convoca, ci spinge ad uscire dall'individualismo, dalla tendenza a chiudersi in se stessi e ci chiama a far parte della sua famiglia. E questa chiamata ha la sua origine nella stessa creazione. Dio ci ha creati perché viviamo in una relazione di profonda amicizia con Lui. E anche quando il peccato ha rotto questa relazione con Lui, con gli altri e con il creato, Dio non ci ha abbandonati. Tutta la storia della salvezza è la storia di Dio che cerca l'uomo, gli offre il suo amore, lo accoglie. Ha chiamato Abramo ad essere padre di una moltitudine. Ha scelto il popolo di Israele per stringere un'alleanza che abbracci tutte le genti e ha inviato nella pienezza dei tempi il suo Figlio perché il suo disegno di amore e di salvezza si realizzi in una nuova ed eterna alleanza con l'umanità intera. Quando leggiamo i Vangeli, vediamo che Gesù raduna intorno a sé, una piccola comunità che accoglie la sua parola, lo segue, condivide il suo cammino, diventa la sua famiglia e con questa comunità egli prepara e costruisce la Chiesa. Da dove nasce allora la Chiesa? Nasce dal gesto supremo di amore della croce, dal costato aperto di Gesù, da cui escono sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti dell'Eucaristia e del battesimo. Nella famiglia di Dio, nella Chiesa, la linfa vitale è l'amore di Dio che si concretizza nell'amare Lui e negli altri, tutti senza distinzioni e misura. La Chiesa è famiglia in cui si ama e si è amati. Quando si manifesta la Chiesa? L'abbiamo celebrato 2 domeniche fa.
Si manifesta quando il dono dello Spirito Santo riempie il cuore degli Apostoli e li spinge a uscire e iniziare il cammino per annunciare il Vangelo, diffondere l'amore di Dio. Ancora oggi qualcuno dice Cristo sì, la Chiesa no, come quelli che dicono io credo in Dio ma no nei preti. Si dice così, Cristo sì, la Chiesa no, ma è proprio la Chiesa che ci porta a Cristo e che ci porta a Dio. La Chiesa è la grande famiglia dei figli di Dio. Certo, ha anche aspetti umani in coloro che la compongono. Pastori e fedeli ci sono difetti, imperfezioni, peccati. Anche il Papa ne ha, e ne ha tanti. Ma il bello è che quando noi ci accorgiamo di essere peccatori, il bello è questo, quando noi ci accorgiamo di essere peccatori, troviamo la misericordia di Dio. Dio sempre perdona. Non dimenticate di questo. Dio sempre perdona. E Lui ci riceve nel suo amore di perdono e di misericordia. Alcuni dicono, è bello questo, che il peccato è un'offesa a Dio, ma anche è l'opportunità, l'umiliazione per accorgersi di che c'è un'altra cosa più bella che la misericordia di Dio. Pensiamo a questa cosa. Domandiamoci oggi, quanto amo io la Chiesa? Prego per lei? Mi sento parte della famiglia della Chiesa? Che cosa faccio perché sia una comunità in cui ognuno si senta accolto e compreso, senta la misericordia e l'amore di Dio che rinnova la sua vita? La fede è un dono, è un atto che ci riguarda personalmente, ma Dio ci chiama a vivere insieme la nostra fede come famiglia e come Chiesa. Chiediamo al Signore, in modo del tutto particolare in quest'anno della fede, che le nostre comunità, tutta la Chiesa, siano sempre più vere famiglie, che vivono e portano il calore di Dio. Grazie.